Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella live splash del vostro Maria Veneziano. Avete visto che oggi abbiamo una location un pochettino come piace a Maria Veneziano, fuori all'aperto. Vi ricordo ancora due spot. Il primo è questo del libro di Hildegard su magia radionica, insomma è un libretto di introduzione, non ha grandissime pretese, costa solo 13 euro e non può mancare nella biblioteca del vero ricercatore. È edito dalla Home Edizioni e si trova praticamente nella maggior parte dei bookstore online, praticamente da Macrolibrassi, Giardino dei Libri, Feltrinelli, Mondadori, in tutte le grandi catene di distribuzione. Questo libro conta circa 89 pagine, è stato scritto dalla nostra Hildegarda, ha partecipato anche Mousebeat, che era il mio nickname prima di Marietto Veneziano. Ho avuto tantissimi nickname per tante persone che hanno sempre seguito Marietto Veneziano. Quindi ve lo ricordo ancora questo. Poi vi ricordo che ultimamente, nelle ultime settimane, abbiamo questa proposta alle 18:30 sul canale Marietto Veneziano YouTube, una interattiva di mezz'ora dove le persone possono fare delle domande. Sapete anche che alle 21:30 di ogni lunedì abbiamo il De Garda per l'interattiva, sempre anche lei di mezz'ora nel canale YouTube. Poi abbiamo anche in questo periodo rilanciato i nostri gruppi Face, partecipiamo sempre anche nei gruppi di Laura Ciofini e Paola Cherilli e abbiamo il sito capitano.intervista.org che ci preme dirlo è uno dei maggiori siti di radiestesia radionica e anche con qualche spicchio di magia. Infatti ci sono tantissimi PDF o ebook che possono essere scaricati gratuitamente e ne hanno già scaricati 150.000 per un totale più o meno di 2 milioni di circuiti radionici e quadranti radiostesici con tanto di spiegazioni. In più nel canale di De Gara Marietto Veneziano abbiamo anche delle belle, come si suol dire, lezioni di radionica, radiestesia e nel canale di Hildegard anche di magia, e quindi non perdetevi queste possibilità. Quindi se scaricate degli ebook dove magari è un po' difficile capire il meccanismo anche se si legge, si possono andare a vedere nel canale Marietto Veneziano le spiegazioni online gratuite. Vi ricordo che se volete un consulto sono sempre 20 euro, 45 minuti per Sibillio radionico radiestesia, pagabili tramite qualcuno. Sentite un po' il rumore delle macchine in moto che passano perché la location è un pochettino spaccata. Bene, parliamo oggi di qualcosa che soprattutto nell'avvicinarsi delle lune piene o nelle lune meno piene, molte persone mi contattano o per lavori di alta magia operativa o per dei consigli. Allora, dovete partire sempre dal presupposto che adesso io parlo, possono essere, questo discorso può essere ambientato sia per il lavoro che per cuore, che per non salute o benessere, ma per benessere in generale. Allora, quando voi volete fare un lavoro, la prima cosa che deve essere sempre fatta, eh, bisogna praticamente ripulire l'ambiente su cui si va a lavorare. Ci sono delle operazioni che si possono fare anche da sole, basta scaricare i circuiti del Marietto Veneziano o di Hildegard, oppure ci sono dei lavori che si possono fare a livello professionale e questo lo trovate nelle shop del canale, del gruppo, scusate, del sito del capitano.intervista.org, che sono delle pulizie. Poi, se di cuore, no, bisogna sempre partire dal presupposto che il committente non sa tutta la storia dell'altra persona. Quindi prima si fa una pulizia di 100 euro e poi approfondita che dura 4 venerdì di solito per un mese. E poi a un certo punto bisogna valutare se questa persona ha un legamento, cioè nel senso che è legata con un'altra persona, con un altro compagno e via dicendo, allora lì bisogna intervenire con praticamente uno slegamento. Non si può fare un legamento senza una pulizia e senza uno slegamento se c'è qualcuno che è a fianco, no, di quella persona, che sia maschio o femmina. E quindi in determinate lune, questo per amplificare il potere del rito operativo, cioè bisogna aspettare determinate
frequenze vibratorie anche della Luna, parliamoci chiaro, per influenzare maggiormente il rito operativo, perché ci sono alcune persone che mi contattano perché hanno visto magari dei riti fatti così alla belle meglio, no? Tanto per attirare dei click, no? E a un certo punto mi dico, ma io quel rito fatto così cos'ha, però non avevano fatto né la pulizia, non si erano protetti. Questa è una cosa molto importante, eh. Bisogna sempre proteggersi con cerchi di fuoco rovetto colorato quando si attivano certe energie, perché sennò si resta, tra virgolette, oggi che va di moda il Covid, un pochettino infettati. Quindi se magari voi andate a operare su una persona che magari anni prima, senza che neanche l'uomo sapesse che l'altra gli aveva fatto un rito di arte magia operativo come un legamento, perché ci è capitato spesso, anche negli anni passati, che c'erano persone che ci venivano a chiedere delle slegamenti, ma non ci dicevano che magari il marito, la moglie, il compagno gli avevano fatto anni prima loro, gli altri, un legamento, e quindi le cose sembrava che rimbalzassero contro. Quindi prima si fa sempre una pulizia. Poi chiaramente l'operatore valuta i vari passaggi e si fa chiaramente un'offerta pecuniaria, nel senso sì. Chiaramente non c'è niente di gratis, non c'è niente che funzioni al primo colpo, bisogna sempre picchiare il chiodo con il martello, bisogna sempre stare sul pezzo, ve l'ho sempre spiegato, ogni rito operativo per vedere, incominciare a vedere qualcosa sono 9 mesi. Se qualcuno vi viene a dire che dopo 28 giorni cammina sull'acqua, trasforma il pane in pesce, insomma queste cose qui, moltiplica pane in pesce, risuscita i morti in 28 giorni con una lunazione, insomma magari ci riesce, perché magari è ritornato il Messia, però a, a livello pratico ci sono poche persone che riescono a fare queste cose qua e sicuramente non si trovano nei social. No, e quindi vi dico di stare un po' attenti, anche perché ultimamente una mia un committente, insomma, è successo che mi aveva raccontato che aveva messo un nome, cognome dentro, sapete queste cose di ferro che rotolano, mettono le fotografie, ditemi nome e cognome per un legame. Cioè, signori, bisogna essere caduti a piccolino nel seggiolone perché da queste cose qua. Perché infatti poi cosa è successo? Questa persona qui ha cominciato a stare male. Perché? Perché chiaramente c'erano dentro le vibrazioni di altre persone, perché è una macedonia vibrazionale. Certo, tutti possono essere stinchi di santo, nessuno è fate il presupposto, però magari sapete che può succedere che qualcuno prima abbia fatto anche delle paroline, sapete questi mantra, ditemi, queste cose qua vi legano, signore, vi legano praticamente sono delle catene vibrazionali che poi fra 20 anni, quando finirà questa New Age, questa body New Age, incomincerete a star male, incomincerete a pregare che qualcuno vi liberi da queste cose tremendamente occulte e negative. Però, visto che sono gratis, visto che sembra che vadino di moda per via della New Age, molti ne approfittano per inchiodare le persone a livello vibrazionale. Quindi, cari amici, prima pulizia, secondo passaggio è la, come si suol dire, lo slegamento, e terzo un avvicinamento, avvicinamento se non è moglie e marito, e invece eh, legamento se è marito e moglie. Bene, cari amici, il vostro maledetto è detto tutto, vi ringrazio di avermi ascoltato, vi ricordo ancora il libro di Il legale magia radionica. Vi ricordo che d'ora in avanti Marietto è alle 18:30 per le live interattive gratuite che durano più o meno mezz'ora, no? Nome e data di nascita. Vi ricordo ancora che se volete un consulto sono 20 euro, 45 minuti. Qui sopra vedete il numero, no? Solo su Telegram. Se non avete Telegram andate dall'altra parte a contattare, che il Marietto non interessa. E mi raccomando solo su PayPal. Bene, grazie cari amici. Vi ricordo questa sera che è lunedì il legale alle 21:30 vi aspetta per le sibille interattive gratuite per mezz'oretta nel suo canale. Grazie cari amici e alla prossima.